Fermi tutti! Questa è una rapina! Tenete le mani ben in alto e non cercate di fare i furbi. Se state buoni non vi succede niente. Capito? Vale pure per te, coglione! C'è qualche altro che vuol fare l'eroe? Il primo che si muove lo seguo in due. Troubles and pains, you need a shelter to rest your brain. See the place for the landing. The sun is high, the rain is shy. I'm sure you're gonna spend dreamy days. See the place for the landing. See the place for the landing. I said the sun is high, the rain is shy. I'm sure you're gonna spend dreamy days. See the place for the landing. See the place for the landing. You see you're flying through troubles and pains. You need a shelter to rest your brain. See the place for the landing. The sun is high, the rain is shy. I'm sure you're gonna spend dreamy days. You said you're flying through troubles and pains. You need a shelter to rest. Porca puttana, mi sa che questa fonde. Tanto vale mollarla e andare a piedi. Già, così la ritrovano e ci beccano subito. State tranquilli. Questa qui ancora per un po' tira avanti. Basta camminare piano. Adesso andiamo. Bisogna trovare un posto sicuro. Roba da gente con la grana. Pure tanta. Un posto tranquillo. Più tranquillo di così. C'è pure l'aria buona. Vai di là. Dov'è il signor Grandi Senaca? Eccomi. Qua la mano, signor Grandi Senaca. Vi prego, lasciate andare le cerimonie. Guarda. Desiderate? Niente. Sono solo mio caro ragazzini. signore. Vorrei soltanto che aiutaste Madama Ragnatela a grattarmi. E... Devo andare proprio dal barbiere, signore, perché? Perché mi pare di avere un pelo straordinario sul viso e sono un ciuco tanto delicato che appena un pelo mi fa... Cerca di usare un tono meno lugubre. Croce diceva che
Il sogno di una notte di mezza estate è un piccolo dramma nato da un sorriso. Cerchiamo di non dimenticarlo. Su, un po' più di vita. Ma che succede? Succede che ti conviene stare buona. Ma lei chi è? Che vuole? Chi altro c'è in casa? Ma chi siete? Cosa volete? T'hai chiesto se c'è qualcun altro in casa. Nessuno. Brutta stronza! Ferma! Ma ci volete spiegare che cosa cercate qui? Siate ragionevoli. Non abbiamo denaro, non abbiamo niente. Lasciateci in pace. Andatevene via, per favore. Certo che siete una bella confraternita di stronzi. La serva se la stava squagliando. C'era proprio bisogno di ammazzarla? Sì. Dai un'occhiata di sopra. E l'auto? L'ho nascosta sul retro della villa. Non potete trattarci così. Chi siete? Ma che vuole questa? Complimenti, un posto di classe, proprio come quelli che frequento io. Si sente male. Può andare di sopra. Va bene, vai. Mi sa che se l'è fatta sotto. Non dovevate spaventarli, Aldo. Questi sono abituati alle buone maniere. Attento! Fa un male cane! Vai, appoggiati a me. Oh. Hai fatto una bella cazzata, hai fatto. È grave. Il buco è profondo. Figlia di una mignotta. Se tolta il vestito era una donna. Lo so, sono tutte donne. Sedute. Sedute. Sedute!
Senta, per piacere, mi lasci andare su da Elisa. La prego. Per favore. Sia gentile, ci lasci andare su a vedere. Solo un momento. Va tu. Elisa. Elisa. Elisa! Che t'è successo? Che t'è successo? Elisa, calmati. L'ho uccisa! Elisa, non hai ucciso nessuno! Non hai ucciso nessuno! Calmati! Aspetta un momento. Non volevo ucciderlo! Non volevo! Calmati, ti prego, ti prego. Il sangue! Mettiti questo. Il sangue! Calmati, Elisa. T'ha fatto male? È certo che gliel'hai fatta pagare cara, eh? Ma io mica ce l'ho con te. In fondo è lui che è stato un fesso. Tu dovevi difenderti. Di un po', che ci fate qua dentro? Beh, pure tu sei muta. Ci lasci stare. Basta che mi rispondi. Allora, che ci fate qua dentro? Siamo venute per un seminario di studi. Studiate recitazione? No, prima stavamo provando la recita di fine d'anno per rilassarci. Chi è il padrone della baracca? È del collegio. Funziona solo dopo la fine della scuola. Noi stiamo qua per prepararci agli esami. E quando è che dovete andare via? Quando? Fra un giorno? 3 giorni? Sì, 1 o 3? il pulmino passa a prenderci fra 3 giorni. Praticamente per 2 giorni siamo in un ventre di vacca. Giusto il tempo per calmare le acque e riparare la macchina. Basta che quello stronzo là sopra si rimette in piedi. Secondo te è grave la ferita? E che ne so. Certo che ci ha detto proprio male, eh? È tutto per questi 4 soldi di merda. Poteva andare anche peggio, dai. Peggio di così. Col casino che abbiamo fatto la polizia si sarà scatenata. Ormai avranno bloccato tutte le strade. E a noi che ci frega? Finché siamo qua dentro non ci trova nemmeno il Padre Eterno. Per ora non corriamo nessun pericolo.
Suor Cristina, mi ascolti, ho un'idea. Appena si addormentano provo a scappare. Se metto un piede fuori non mi prendono più. Cerchiamo di non perdere la testa. Non dobbiamo provocarli. Guadagniamo tempo. Tanto ci ammazzano lo stesso. C'era la donna in cucina. Tilde sarà andata sicuramente a chiedere aiuto. E se è andata via prima, come fa tutti i sabati? Mi avrebbe avvertito. E poi il telefono è interrotto. Se qualcuno chiama, verranno a controllare. Vedrete, domattina sarà tutto finito. Ne è sicura? Deve essere così. Ho fatto mettere a tutto il costume da bagno. Fuori. Fuori? E dai, muovi le chiappe. Su, muoviti. L'ho capito subito che c'era l'aria buona. Qui finisce che prendi pure la tintarella. Mica sarebbe una cattiva idea. Mi hanno mandato a chiamarla. Ecco, aspetta, vengo subito. Accendimi una sigaretta. Stanno là. Che esami prepari? La maturità. Oggi è una pacchia, con le materie a scelta. Lei l'ha fatta? Io mi sono persino iscritto all'università, ma poi ho mollato. Come mai? M'andava ad avere un po' di spiccioli in tasca. Ho trovato un lavoro, 320.000 al mese. Poi ho letto che c'è gente che sgancia 3 miliardi per un rapimento e ho fatto i conti. Per arrivare a 3 miliardi, risparmiando all'osso, senza andare al cinema, senza fumare. Avrei dovuto cominciare a lavorare al tempo dell'impero di Nerone. Lei è diverso da quelli là. Certo che sono diverso. Perché non ne sei convinta? Fino a un certo punto, in fondo la gente si giudica dagli amici. Tutte balle. Gli amici di Giuda, per esempio, erano persone per bene. Sia ben chiaro una volta per tutte. Se una di voi tenta di scappare, io ammazzo il resto del branco. Ricordatelo bene, io le cose non le ripeto. In caso contrario li fa saltare in aria il DC-8 con tutti gli ostaggi a bordo. Chiedono in cambio la scarcerazione di 7 dirigenti dell'organizzazione terroristica attualmente detenuti in Giappone e il versamento di $1 milione. I negoziati si svolgono con la mediazione delle autorità aeroportuali e sembra che i rappresentanti del governo si siano mostrati disponibili ad accogliere le richieste. Proseguono le indagini sulla tragica aggressione alla succursale del credito commerciale. Nessuna traccia dei 3 rapinatori che si sono allontanati a bordo di una Citroën verde. Ingenti forze dell'ordine sono state mobilitate per una vasta azione di rastrellamento nella zona. Intanto all'ospedale Villa San Giacomo è deceduta la donna ferita durante la sanguinosa sparatoria. Così il tragico bilancio delle vittime sale a 2. Questo nuovo episodio Fate finta di niente, se ci tenete alla vostra amica!
Comportatevi come se tutto fosse normale. Avanti! Non state lì impalate come le mummie! Forza! Cominciate a giocare! Siete delle vigliacche! Lasciateci stare. Abbiamo già abbastanza paura di voi. Ma non perché siamo vigliacche. È che vogliamo solo uscire vive da questa brutta avventura. Commovente. Mi viene quasi da piangere. Lasciate stare le ragazze. Io farò tutto quello che volete, finché non deciderete di andarvene. Piano. Adesso cominci veramente a diventare noiosa. Ah, Tieni, è roba tua. che? Una tonaca. Quando l'ho vista nell'armadio nemmeno ci ho pensato. Una tonaca? Fammi capire. Non l'hai sentita? Parlava come un prete dal pulpito. Una suora? Certo, una suora. Porca vacca. Siamo capitati in un collegio dove insegnano le monache. Diglielo che è della tua misura, sorella. Adesso anche le suore si vestono così? È il progresso. Tu queste cose non le capisci. Ah, sarà, ma mi ricordo che una volta la chiesa era molto più seria. Ma che ne sai te? In chiesa ci vai soltanto per rubare dalle bussolette. Che c'entra? Con tutta la grana che ci mette dentro mia madre ogni mattina cerco solo di riprendermi la roba mia. Comunque, secondo me, le suore debbono vestirsi da suore. Hai sentito, sorella? Il mio amico vuole che ti metti la tua tonaca. Forza, muoviti. Dai. Vieni, sorella. Vieni. Dai, vieni. Su. Qua. Questo mi sembra giusto. Dai, attacca lo spogliarello. Beh, che aspetti? Serve l'applauso di incoraggiamento? Ti decidi? È inutile, suor Cristina non risponde. Provi ancora. Niente, il telefono è isolato, è successo altre volte. Quando cade la linea non c'è niente da fare. Bisogna avvertire suor Cristina che lunedì il pulmino non può passare. Allora mandiamo un telegramma, no? Va bene. Niente pure qua. Niente di niente. Ma che cazzo, campano d'aria queste? Forse viene qualcuno tutti i giorni a portare da mangiare. Deve venire qualcuno stamattina? Era la povera Tilde che si occupava della spesa. Ah, benvenuta, sorella. Almeno c'è da bere in questo posto di merda. Sì, del vino, lassù. Vedi? Sono anche ubriacone. Lo teniamo solo per le occasioni speciali. Beh, noi siamo un'occasione speciale. Senti, stasera ci piacerebbe fare una bella cenetta, con le posate buone, i tovaglioli puliti e un po' di vino. Su? Hai sentito? Comincia a tirar giù qualche bottiglia.
Di corsa? Beh, che fai? E come che faccio? Mangio. E la preghiera? Sei un villano. Prima si deve pregare. Vero, sorella? Lo sai, Nino? Eh? La sorella faceva tanto la schizzinosa e non era nemmeno vergine. No! È proprio vero che il mondo è cambiato. Non ci si può fidare neanche delle monache. Allora, questa preghiera? Beh, perché non mangiate? Forse è avvelenato. Forse non gradiscono la nostra compagnia. No, sono rimaste di merda perché la loro professoressa non era la santa che credevano. Ti rode, sorella, che t'abbiamo scoperto. Prima di essere una suora, io ero una donna. Non vi debbo nessuna giustificazione. Ma da quando ho preso i voti, li ho rispettati. Beh, penso che finalmente possiamo mangiare tutti in pace. Oh, questa qui deve essere timida. Sta sempre zitta. Tieni, Non mi piace il vino. bevi? Bevi. Bevi! Buttalo giù. Giù, 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 giù. Dite la verità, ragazzi. A voi le suore queste cose non ve le fanno mai vedere, eh? Adesso basta. Ma come? Io sono rimasta a bocca asciutta. Pensa a rimetterti invece. Sorella, porta via il tuo gregge. Dai, piantala, riaccendi. Non facciamo stronzate. Domani notte ci tocca andare via. Dobbiamo essere ben riposati, no? Dormiremo a turno. Grazie.
Adesso cerchiamo di dormire. Sentite, qua bisogna trovare un sistema per chiedere aiuto. È impossibile. Se per caso scoprono che una di noi è scappata, ammazzano le altre, lo sapete. E quelli non scherzano. Non vedono l'ora di ammazzarci. Ci ho già pensato. A loro non conviene. Non ci guadagnerebbero niente a farlo. L'hanno detto solo per spaventarci. E poi vale la pena di rischiare. Io ci provo. Posso scendere dalla finestra del bagno e corro via. Ma quelli si accorgono di tutto. Mi bastano 100 metri di vantaggio e non mi riacchiappano più. Però possono sempre spararti dietro. Ma ci penseranno 2 volte prima di sparare. Gli spari fanno baccano. Quelli sparano lo stesso. Io saprei come fare. E come? La strada giusta è quella dalla parte del mare. La sorvegliano poco ed è anche la meno esposta. Mi posso nascondere fra le rocce. E se riesco ad arrivare giù, basta un tuffo e via. Sarà un gioco raggiungere le ville dall'altra parte del promontorio. Lei che ne dice, sorella? Dico di pensarci bene. Bisogna essere prudenti. La vita è un dono troppo prezioso. Walter! 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 Che succede? Hanno suonato il campanello. Sta arrivando qualcuno. Cerca di sembrare normale e niente scherzi. Sta attenta, se no ammazzo te e lui. Telegramma. Per Suor Cristina. Ce l'ha ricevuta da filmare. Suor Cristina, è arrivato un telegramma per lei. Un momento, arrivo subito.
La mancia. Grazie. Bene, pare che stanotte non partiamo più. La direzione è stata così gentile da regalarti altre 24 ore. Cerca di rimetterti in palla. Hm? È sicuro almeno che il pulmino arriverà martedì? Puoi contarci. Il telegramma diceva che avrebbe ritardato solo d'un giorno. Era firmato proprio dalla direttrice. Basta che quella non ci ripensi, come fa quasi sempre. Ma senza nostre notizie cominceranno pure a preoccuparsi, no? Immagini, sai che gli frega di noi alla direttrice. Buone, eh? Io sono sempre dell'idea di tentare la fuga. No, io non ci sto. Preferisco aspettare. Io non ce la faccio più. Smettila. Vi ho detto che possono venire a salvarci da un momento all'altro. Basta che il postino legga il messaggio scritto sulla mancia. Non mi importa. Se arrivano stasera o fra un'ora, io non ce la faccio più. Adesso. Lucia? Lucia, portami quel fumetto. Quello lì, vicino a te. Dai, dammelo da leggere. Lucia, portami il fumetto. Lucia, vai. Cerchiamo di non irritarlo. E smettila di lagnarti. Nella vita ne ho conosciuti tanti di stronzi, ma tu li batti tutti. Mi fa male anche la gamba adesso. Si sarà infettata, vero? Speriamo di no. Io so solo che va molto peggio. E che ti aspettavi dopo la ginnastica di ieri notte? Mica ti faceva male allora, eh? E piantala con le prediche. Mi sento i brividi. Mi sa che mi è venuta la febbre. Vuoi me, sorella? Sì. Venga. Ho una proposta da farle. È impossibile andare avanti così. Le ragazze non ce la fanno più. Hanno i nervi a pezzi. E allora? Anche voi avete un problema. Quando dovrete andare via non ce la farete col vostro amico in quelle condizioni. Continua. Allora le propongo un patto. Voi lasciate in pace le ragazze e io curo la ferita del vostro amico. E ne sei capace? Ho fatto 3 anni di corsia. Posso provarci. D'accordo.
Garantisce lei per gli altri? Affare fatto, garantisco io. Non mi sono mai piaciuti i preti e le suore. Sta attenta, mi fai male. Non dimenticartelo mai, eh? Se cerchi di fregarmi ti faccio saltare il cervello. Adesso le farà meno male. Pensi che ci rimetterò la pelle? L'infezione è avanzata. Le converrebbe andare all'ospedale. Ti piacerebbe, eh? Sorella. No, io resto qua. Anzi, cerca di rimettermi in piedi molto presto. Per il tuo bene. Adesso funziona. Non ci vinceremo le 1000 miglia, ma camminerà quanto basta. Evviva! E Nino? Qualcosa bisognerà farne. Tu ce l'hai qualche idea? So solo che è un brutto guaio se non si rimette. Ci penseremo al momento d'andarcene. Direi di portarci via una delle ragazze come ostaggio. Poi vedremo, non creiamoci problemi adesso. Mi pare giusto. Allora brindiamo alla macchina. Mando a prendere un paio di bottiglie dell'annata giusta. Dai, forza ragazze, muoversi, animo! Ve ne andate? Forse. E sono sicuro che un po' ti dispiace. Dopo quello che avete fatto? Che hanno fatto? Io non ho fatto niente. Già. Pure alla rapina alla banca deve esserci capitato per caso. Alla radio hanno parlato di morti. Ma io facevo soltanto il palo. Stavo fuori ad aspettare in macchina. Io neanche ci sono entrato in quella maledetta banca. Ero persino disarmato. Vedi, io sono un tipo tranquillo. Ormai dovresti averlo capito, Matilde. Forse ho scelto solo gli amici sbagliati. Doveva essere un lavoretto pulito, senza troppi rischi e soprattutto senza violenza. Per questo mi sono lasciato convincere. Sì, è vero che ci sono stati dei morti, ma io non c'entro, credimi. Sono stati gli altri a farsi prendere dal panico. È successo tutto in pochi secondi e non potevo impedirlo. Dico sul serio. Lei non c'entra mai. Eppure succede sempre tutto. Ma come, invece di ringraziarmi? Se siete ancora vive, il merito è mio. Allora grazie. Lasciami, per favore. Io li conosco i tipi come te. Moquette, doppi servizi, marito con l'ulcera, bambini programmati. Mi sa che mi rimpiangerai, Matilde. Aspetta, prima di prendere le bottiglie di vino andiamo a cercare la muta, va bene? Sì. Dai, vieni.
Dai, aiutami. Ah, che confusione che c'è qua dentro. Claudia, sono sempre convinta che l'unico sistema è tentare di andarsene a nuoto. Certo, quando decidiamo ci provo io, eh. No, Claudia, tocca a me, lo sai. In acqua me la cavo meglio di te. Forse hai ragione tu. Senti, ma non senti qualcosa? No, soltanto odore di chiuso. Già, non c'entra mai nessuno qua dentro. È rimasto tutto come l'abbiamo lasciato l'anno scorso. Ecco, ho trovato. Se ci ripensi tento io. No, Claudia, è inutile. Ormai ho deciso. Va bene. Ferma. Sta ferma. C'è qualcuno qua dentro. Questo posto fa paura. Prendi la roba che andiamo. Forza, dai, sbrigati. Andiamo via, muoviamoci, non perdiamo tempo. Hai fatto una buona azione quotidiana. Puoi dormire sereno. È lei che ha bisogno di riposo. Cerchi di farsi una bella dormita. Suor Cristina, le ho portato gli asciugamani. Hanno ammazzato il postino. Elisa ha deciso di scappare. Oddio, no. Quando? Adesso. Che state dicendo voi due? Parlate più forte. Sta tu con lui. Come va il tuo paziente? Non peggio. Ti stai comportando bene. Era nei patti. Ricordati che ti conviene continuare a fare così. Questi soldi sono roba tua. Ne manca una. Dov'è? Porca puttana. Aldo! Aldo! Aldo!
non c'era fino in fondo, perché anche oggi all'ultima assemblea io non so, ho sentito una compagna che intervenendo diceva ma noi volevamo che fosse trasferita, cioè allora io a questo punto mi domando se in fondo questa chiarezza poi c'è stata, cioè che a me non mi sembra, poi non so. E anche rispetto appunto a questo tipo di mobilitazione mi sorge un po' sempre in fondo questa paura che il movimento femminista, o questa parte del movimento femminista, o non so come chiamarla, si sia sempre tenuta un po' in fondo, invece più che quello che, non so, almeno noi nelle nostre discussioni all'interno del nostro collettivo siamo andati cercando, cioè, di portare... Spegni la luce. Che ne facciamo di quella? Secondo te è vergine? Non mi fiderei, eh? Se la danno le suore, figurati le ragazze. Sorella? Il tuo paziente ti reclama. Dov'è Elisa? L'abbiamo ripresa. Che le avete fatto? Ah, niente, lei sta bene, è Nino che ha bisogno del tuo aiuto. L'ho messo a letto, sta più comodo. Non pensare di fottermi adesso che sto peggio. La posi, non si affatichi inutilmente. Ti piacerebbe, eh? Allora la tenga. Lei non mi ha dato retta, non doveva muoversi. A te non te ne frega niente di chi curi, vero? Tu sei una monaca. Per te un malato è un malato. È tuo dovere cercare di salvare tutti, no? Adesso stringa i denti. Le farò male. Porca vacca. Sto male. Se può, la smetta di agitarsi. Cerchi di stare fermo. Vado a prendere le medicazioni e torno. Dov'è Elisa?
Sorella, l'ho capito dal primo istante. Che ci sai fare? Sei proprio una che conosce il suo mestiere. Non è vero che non mi fido di te. Sei la prima che si preoccupa tanto per me. Lo so che ce la metti tutta per rimettermi in piedi. Sto male. Aiutami, sorella. Aiutami. Ti prego. Ti prego, salvami. Aldo, Che c'è? vado a vedere come sta Nino. Lasciala! Lasciala! Io voglio solo i miei soldi. Guarda che mica voglio farvi niente. Tu non mi puoi sparare. Non c'entro con tutto quello che è successo, lo sai. Io me ne vado. Ma spero di rivederti, Matilde.